E non è giusto per le persone disabili, perché va a toccare proprio tutte quelle persone che hanno più necessità. Vergognatevi! Cosa chiediamo? Abbiamo scritto una lettera aperta al governo e speriamo che ci diano ascolto, almeno ascolto. Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua. Presentati. Sì, sono il papà di un disabile di 23 anni, disabile dalla nascita e un disabile grave, e quindi è importante precisare che noi rappresentiamo le famiglie dei disabili gravi, quei disabili che spesso non si possono e non si sanno rappresentare, ma non per questo noi non abbiamo diritto di reclamare per i nostri figli. Questo purtroppo è una denuncia che devo fare, perché anche le associazioni, quelle più canoniche, ufficiali, hanno l'atteggiamento di difendere e di farsi difendere, di rappresentarsi con dei disabili, che io però purtroppo chiamo disabili abili, per fortuna loro, perché è gente che è in grado di lavorare, è in grado di rappresentarsi, e dicono che noi vogliamo usurpare i diritti dei disabili perché non siamo disabili, ma noi abbiamo in casa una persona che non può rappresentarsi, non è in grado di rappresentarsi, e noi siamo la loro voce. Adesso con questo decreto incredibilmente tutte le famiglie dei disabili diventano ricche, perché ogni servizio che gli viene fornito diventa un reddito, quindi questi vari redditi si sommano, e siccome purtroppo noi abbiamo bisogno di tanti servizi, questo ISE chiaramente non è un problema solo per noi, è per tutti gli italiani, ma per fortuna gli italiani usano i servizi sociosanitari in minore quantità. Per un disabile i servizi sociosanitari sono molto importanti, ma non è che vengono usati a sproposito, sono dei bisogni dei nostri figli, quindi queste cose non devono essere contabilizzate, perché è vero, è sicuramente vero che i nostri figli costano molto allo Stato, ma questo dice la Costituzione, bisogna dare a ogni persona, perché tutti devono avere uguali diritti, bisogna dare quello che sono i bisogni di ognuno, quindi è ingiusto essere uguali con i disuguali, quindi purtroppo chi ha bisogno di più la frase che rimane impressa in realtà uguale povertà reale, questa è una frase che anche quella nostra ricchezza lo sarà, perché sulla carta, summando tutti quelli che sono i servizi, le provvidenze assistenziali, diventeremo tutti improvvisamente ricchi per lo Stato, e nella realtà quelli sono soldi che noi non vediamo e che ci vengono in ogni caso considerati come un reddito e che ci sottrarranno ai servizi reali. C'è da considerare una cosa importante, forse nessuno pensa, se noi dovremo rinunciare ai servizi, anche gli enti erogatori dei servizi, quindi si creerà anche un problema grosso di lavoro anche per futuro assolutamente immediato, il futuro immediato è assolutamente cassare questo provvedimento e fare in modo che si ragioni che noi possiamo essere ascoltati, non vogliamo essere rappresentati da chi non ci rappresenta perché non ha mai ascoltato la nostra voce, e quindi è bene che in realtà come queste possano arrivare ai tavoli di lavoro e possano dire la propria. Non dimentichiamo che per quanto le difficoltà hanno ovviamente creato dei problemi il 31 di luglio a scendere in piazza le persone disabili, le famiglie con persone disabili, dobbiamo considerare che siamo qui in rappresentanza di ben 112 associazioni che evidentemente non si sentono rappresentati da coloro che poi invece vanno ai tavoli. Invece di confrontarvi con i cittadini, con le famiglie dei disabili, con i disabili stessi, avete fatto tutto sotto banco! Vergogna! Dovete venire qui a parlare
mettere in conto che la categoria dei disabili non è una categoria come i metalmeccanici o che magari sono persone resistenti, che stanno bene e che comunque possono scegliere della propria vita. Purtroppo i disabili, tanti sono allettati, tanti non possono muoversi, tanti hanno dei problemi tra le medicine, il bagno e tante cose. Più ci sono i genitori che magari non si possono muovere, come tante persone mi hanno pregato di fare questa manifestazione anche per loro, perché hanno dei ragazzi, purtroppo bisogna dirlo, che sono come che vegetano, perché non parlano, non fanno niente, devono intuire questi genitori quando hanno bisogno dell'acqua, quando hanno bisogno di andare al bagno, di qualsiasi cosa, quindi non possono neanche lasciarli a qualcuno come puoi fare tu, lasciando un tuo bambino, e non possono venire. E quindi noi dobbiamo lottare per loro, capisci? Quindi sì, qualcuno magari pensa, tanto ci sono gli altri e io non ci vado. L'ossigeno, tutto qua, va sull'ISE, è assurdo, che cos'è che ci vogliono levare? Un appello in chiusura a chi non ha questa diversità e non è presente oggi. L'appello di chi non ha questa diversità è che cioè, è una condizione purtroppo di vita che esiste. Noi vi chiediamo di aiutarci, di appoggiarci, di venire a darci una mano, perché purtroppo il governo conta proprio su questa mancanza di forze nostre, e voi che invece le avete, veniteci a aiutare, vi prego, perché purtroppo la disabilità è una cosa che non si può mai dire, non perché uno dice ma che no, purtroppo è così, uno può cadere, può avere un incidente, tutti possiamo passare in questa cosa che stiamo passando noi, quindi aiutateci. È passato di per niente, è un ostacolo per la vita. quante cose hai fatto nella tua vita? Hai detto che non eri indipendente, hai fatto molte battaglie. Credi che ci sia sufficiente per arrivare a cambiare questo stato anche da parte dei nuovi movimenti politici, no? Che fanno tanta demagogia, secondo me sono funzionali al sistema. Secondo te, che accade? Che viene televisione, anche più bassi che la solita. E in palazzo cambiano le cose. Cambiano le cose, però devo dire una cosa importante. Senza fare pubblicità. No, devo dire soltanto che non è che io sto a fare pubblicità, devo dire che soltanto nelle ultime votazioni a tanti partiti sono stati umiliati. Però la domanda era questa, come mai chi fa tanta demagogia, cavalca il malcontento popolare, poi non fa niente per aiutare soprattutto le minoranze? Sì, però bisogna vedere lo spazio che danno, se due partiti grossi si riuniscono l'opposizione non può lavorare. E allora bisogna lavorare da fuori. Genitore sei in prevenuto. Credi che questa manifestazione possa portare un beneficio? Poi se ne parla come tanti altri e poi non arrivare a Io mi auguro di sì, perché non vogliamo dare l'alibi a questo governo che dice che non toccherà i fragili, che non toccherà i più bisognosi, e sta facendo questa cosa in estate, in un momento dove ovviamente la gente non è attenta, e quindi noi con questa manifestazione, se non altro, non avremo l'alibi, perché stiamo dicendo che questa cosa è stata pensata male. Tutto già è partito da qualche anno fa, quando c'era il ministro Tremonti, che disse che la disabilità era la zavorra di questo paese. Parole veramente che io non mi vergogno di essere in un paese dove il ministro dice che i disabili sono la zavorra di questo paese. Credo che veramente se siamo arrivati a questo punto in Europa
e non si comprende che oggi il disabile è la persona fragile, ma tutti noi, al di là dei bambini, dei ragazzi, abbiamo i genitori, che siamo un paese che sta invecchiando, tutti diventano, quasi tutti invecchiando diventano disabili e non ci rendiamo conto che questo in una società civile è un problema di civiltà, non è un discorso di soldi. In una società in cui impera un po' il messaggio comunicativo e televisivo, che è quello della bellezza e della perfezione, probabilmente farebbero prima a dire ammazzateli, no? Ma forse quello no, loro vogliono invece far passare il messaggio che i servizi non devono essere gratuiti e che bisogna pagarli, ma indubbiamente se uno va all'università è giusto che in base alle sue entrate paghi una retta piuttosto che un altro, se deve mandare il figlio all'asilo idem, ma quando si parla di una disabilità questi servizi sono bisogni. E infatti una cosa gravissima che questo governo, mentre sta definendo l'ISE, che poi in base a quello si pagano i servizi, non ha andato a rivisitare i LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, per cui se il trasporto per un disabile è un livello essenziale, perché sennò lui non può prendere l'autobus, non si capisce che quello lì non è un servizio come un altro, perché per quella persona è un servizio essenziale. La Costituzione dice che bisogna provvedere a fare che tutti abbiano pari opportunità, quindi un autobus per disabile non è un lusso, è una necessità, è un livello essenziale. Il CDD, il centro diurno, è un livello essenziale, cioè noi per i nostri figli non stiamo chiedendo che ne so, la sauna, stiamo chiedendo cose che sono livelli essenziali. Appunto ti dicevo che vengono a mancare i livelli essenziali e dicevo allora... Comunque c'è stata una spinta molto forte da parte dei comuni. I comuni in ultima istanza sono quelli che poi danno questi servizi. Siccome da anni vengono fatti i tagli, i comuni continuano a fare pressione perché dice io non riesco più a fornire questi servizi gratuitamente e quindi chiedono alle famiglie di compartecipare e questa è stata la lotta. Adesso hanno pensato bene di far compartecipare le famiglie, addirittura facendo diventare reddito questi soldi che vengono spesi per questi servizi, ma è una cosa incredibile. I redditi da dichiarare sono quelli che io percepisco e che poi spendo, ma i servizi io non li spendo neanche direttamente, è un giro di conto. Mio figlio usufruisce di un servizio ma io quei soldi non li vedo, per cui perché dovrei dichiararli? E quindi adesso c'è anche questa contorsione che da una parte li dichiari e dall'altra ti danno delle franchigie, però le franchigie non sono sempre complete e quindi anche lì su alcuni servizi la franchigia è alta, su altri servizi no, perché ci sono anche dei conti onestamente di enti che danno servizi che devono rimanere e devono guadagnare e magari altri che non hanno non sono nella stessa lobby e quindi lì te lo devi pagare tu, ma una famiglia quando deve pagare 100 euro al giorno per un servizio, il servizio non c'è più e quindi si va veramente alla barbarie. I disabili resteranno in casa, non usciranno più, saranno a pieno carico come già oggi spesso lo sono per le famiglie e famiglia in cui viene a mancare lo stipendio.